Siamo qua con Nick Nosti, protagonista di queste due vittorie del Rovigo su Ravenna, 17-7 in gara 2 per Manifesta e 5-1 al mattino. Nick, un ritorno così meglio non ci poteva essere, no? Quali sono le tue sensazioni dopo essere tornato a Rovigo in questo campo dove l'ultimo anno era per la promozione, anzi per il titolo, per lo scudetto della Serie A? Il nostro obiettivo quest'anno è da portare 2 vittorie ogni settimana, quindi abbiamo fatto una manifesta con una, e quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Molto contento con la squadra. Pablo, il nostro partente, ha lanciato molto bene la prima, ma anche Mike ha lanciato buono il secondo. Dai, sì, siamo una strada buona da continuare. Cosa dobbiamo migliorare un pochino? Quali sono le cose che tu hai visto un pochino migliorare? Prima coach Reynoso parlava un pochino della difficoltà di produrre punti con corridori sulle basi. Ha detto che abbiamo fatto bassi e pieni tante volte, però abbiamo fatto poche opportunità e fatto meno punti o poco punti con tutte queste opportunità. Quindi dobbiamo fare tante cose in battuta, facciamo un allenamento diverso forse per migliorare in attacco. Grande Nick, welcome back. Ok, grazie mille. Tommaso Lavezzo, beh, sei insomma uno degli eroi di questa manifesta in gara 2 17-7, sei entrato a rilevare un ottimo Michele Rondina, però non ti sei preparato, no, l'anno per fare il lanciatore, però oggi per forza di cose sei lì. Beh, insomma, qual è un pochino l'emozione di aver portato fuori un po' un lavoro sporco, diciamo così? Beh, io non essendo lanciatore, ovviamente era un qualcosa di difficile per me, però l'ho fatto per la squadra alla fine. Ho giocato per vincere la squadra e alla fine abbiamo portato a casa un buon risultato. Beh, questo è una cosa che insomma sono segnali per coach Reynoso importanti perché potresti anche essere utile nel corso del campionato perché diciamo la salute dei lanciatori è la cosa più importante, speriamo di recuperarli molto presto. Sì, alla fine è stata comunque una bella partita. E... Niente. Grazie Tommaso. Paolo Pietrogrande, Pablo, beh, insomma eroe di gara 1, insomma opening day, gara 1, portata a casa con 5-1, complete game, insomma mi sa che 120 lanci sul braccio ce li hai, però senza Enrico Crepaldi un sacrificio anche a te è stato chiesto, insomma che cosa ci racconti di questa prima partita? Beh, un buon inizio di stagione. Oggi i lanciatori eravamo pochi. Coach Besserra, fin da tutto inizio settimana, mi ha detto di prepararmi bene, di andare più lungo possibile con la partita e alla fine è arrivato il complete game. 134 lanci, però dai, adesso già da domani recuperiamo per prepararci a settimana prossima. Pablo, qual è stata la difficoltà maggiore nell'arco della partita? Cioè, qual è l'inning dove ti sei trovato più in difficoltà? Tu alle volte hai qualche piccolo problema a entrare in partita, no? Nel primo inning, è stato così anche oggi? Oggi diciamo no, mi sono trovato magari in difficoltà al quarto o quinto inning, però mi sono ripreso, curavo tanto la meccanica, concentrato e niente, respirare, cioè prendere ossigeno per lanciare lancio dopo lancio e arrivare poi alla fine partita. Grazie. Saul Angelotti, un ritorno dopo 3 anni qui a Rovigo. Beh, due vittorie, siamo rimasti un po' da dove ci avevi lasciato, con te si vinceva, gli ultimi 2 anni abbiamo fatto un po' di fatica. È così merito tuo? No, merito mio no, merito di tutta la squadra. Diciamo che sono una motivazione in più che mi fa piacere che sia così. E quindi il risultato è quello, 2 vittorie portate a casa, molto importante nell'opening day, quindi è sempre meglio partire con il piede destro. Beh, ascolta, qui avevo tuo cognato Claudio Vecchi, che non è tuo suocero, non era proprio contento un po' della tua disciplina nel box di battuta. C'ha ragione o c'ha torto? Ha sempre ragione lui, ha sempre ragione perché lui sempre mi guarda, mi corregge, mi dice tutto quello che sto sbagliando e quindi per me è molto importante perché influisce un sacco. Tu hai ricevuto Pablo Petrogrande, complete game. Come hai visto Pablo? Insomma, è stato disciplinato nel saper gestire un numero di lanci un po' eccessivo magari per gara 1, però la situazione dei lanciatori di Rovigo non era ottimale. Sì, diciamo che eravamo costretti a portarlo avanti fino alla fine, quindi l'ho saputo portare avanti, guidare nel senso che amministrare ogni lancio, perché
sai, contavamo solo su di lui e quindi alla fine il risultato è stato positivo. Grazie Saul, alla prossima.